Eccoci qua, l'appuntamento Tutti in Piazza ritorna puntuale come sempre, ma come dove? Ma come? Ma a casa tua direttamente in poltrona, comodo per vedere un po' quello che accade nel centro-nord Italia, nelle varie iniziative, soprattutto ovviamente inerenti a queste feste, quindi un buon Natale a tutti, questa è una puntata importantissima perché magari c'è qualcuno tra di voi che già sta scartando i regali, anche se magari andiamo in onda già dalla vigilia, o altri magari che l'hanno già fatto, per cui insomma speriamo che dentro quel pacco ci sia proprio quello che hai voluto e che desideravi tanto avere per questo Natale. Noi ti lanciamo il servizio, abbiamo comunque realizzato uno speciale molto carino inerente ai mercatini di Natale di Torino Ne, dove ci siamo divertiti tantissimo, una città meravigliosa che regala veramente un'atmosfera speciale, ovviamente natalizia. A Torino, in via Lagrange, apre il mercatino di Natale Adisco, sezione Piemonte. Innanzitutto, cos'è Adisco? Di cosa vi occupate? Adisco è un'associazione che oggi compie 20 anni e si occupa, significa Associazioni Donatrici Italiane Sangue Cordonale. In un primo tempo si occupava solo della raccolta del sangue cordonale, che ancora oggi facciamo a scopo trapianto. Oggi da qualche anno ci occupiamo anche di ristrutturazione di reparti per i bambini oncologici dell'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Il mercatino di Natale, che si conclude il 24 di dicembre, è un appuntamento dedicato alla beneficenza. Sì, totalmente noi lavoriamo a scopo sociale, tutto quello interamente, tutto ciò che qui c'è dentro il nostro negozio di Natale è donato e tutto quanto noi ricaviamo va interamente a uno scopo sempre a favore dell'ospedale Regina Margherita, e quest'anno ci proponiamo di ristrutturare il pronto soccorso. Sono circa 900 metri quadri in 2 piani con camere d'accoglienza, ambulatori eccetera. In questo progetto, che vale circa 1,5 milioni di euro, ci ha già aiutato la Fondazione San Paolo, che ce ne ha regalati 450.000 e che il resto abbiamo già raccolto a Natale e penso bene quest'anno con questa raccolta fondi appunto che è dedicata a questo scopo. Anche gli anni precedenti sono stati dedicati alla beneficenza. Sempre, tutti gli anni, difatti l'anno scorso abbiamo portato a termine il progetto dell'hospice, l'Isola Margherita, sempre per l'ospedale infantile. L'anno prima abbiamo fatto il day hospital per i bambini oncologici, il reparto, il centro trapianti, insomma in tutti questi anni abbiamo lavorato moltissimo e grazie alla generosità di tutti noi benefattori, la raccolta fondi eccetera, siamo riusciti a donare all'ospedale quasi 12 milioni di euro. Prospettive per quest'anno? Ma spero buone come quello dell'anno scorso, me lo auguro tutti gli anni, parto sempre con un po' di timore, ma il negozio attira tantissimo, ha un enorme successo, questo è il 6° anno e quindi spero di continuare così. Il vostro auspicio per questo Natale? Ma il nostro auspicio in questi periodi così tristi è che tutto vada bene, che finisca questa violenza e insomma che tutti abbiano un animo generoso e più, non so cosa posso dire, più comprensione, più desiderio di fratellanza, di pace, quelle cose lì. Beh, insomma, per oggi è veramente proprio tutto, l'appuntamento è per domani, sempre alla solita ora, solito canale dove solitamente siete abituati a seguirci, poi se magari vi siete persi qualche puntata, beh, non vi preoccupate perché? Perché il nostro portale non sfugge nulla, per cui www.tuttiinpiazza.com per rivedere le puntate magari passate che non avete fatto in tempo o magari avevate altro da fare in quel momento. Eccoci qua, appuntamento Tutti in Piazza e naturalmente buon Natale a tutti, chissà se avete trovato sotto l'albero troverete quello che stavate cercando, speravate. Noi ve l'auguriamo di cuore, innanzitutto un saluto particolare anche alla nostra Giulia, la nostra piccola operatrice che oggi ci dà una mano, magari così facendo Babbo Natale è un pochettino più buona anche nei suoi confronti, insomma non è che poi così piccola. Allora parliamo di Rimini perché ci sono un purpurì di iniziative molto interessanti che vi accompagneranno fino alla Befana, fra cui i mercatini, i chioschi, la pista del ghiaccio e anche il presepe sulla sabbia, un appuntamento importante da non mancare. Se magari nel corso di questi giorni avete modo di poter ritagliarvi un po' di tempo libero, insomma fate un salto qui a Rimini perché ne vale la pena. Se ti sei perso la puntata vi ricordiamo anche il nostro sito, ma sì, tuttiinpiazzatv.com dove poter sbirciare le cose che ti sei perso durante il corso delle settimane passate. Vai col servizio.
Insieme a Ruby che c'ha una barba da fare invidia a Sandokan. Ciao. Sì, un Junior Sandokan. Allora, senti, tu qui in questo tuo angolo vendi Bigiotteria etnica, tutto quanto, un po' di stoffe e facciamo Natale, dai. Bene, perfetto. Mi fai un saluto alla lingua del tuo paese? Dove sei tu? Sono dall'India. Dell'India. Fammi un bel saluto indiano, vai. Namaste a tutti quanti. Magari ci ha mandato a quel paese, non lo sapremo mai. No, dai. Va bene, grazie No. e buona giornata. Ciao, grazie. Allora, abbiamo queste due simpatiche signore, come vi chiamate? Grazie. È Loredano. Allora, siete qui che state così un po' curiosando qual è l'articolo giusto per regalo o per l'ultimo dell'anno? No, solo per guardare. E poi può darsi che qualcosa lo compreremo. Si dice guardare e non toccare, però qua si tocca tutto perché bisogna capire il materiale se Faremo così. Ma si pensa prima al marito o ai primi figli? No, A no. se stessi. A se stessi. Quest'anno ho deciso. Regali a nessuno. Ottimo. Niente regali. No. Quindi- Però stamattina l'ho ricevuto. Ah il sì, regalo. quindi egoismo questi. farò Sì, lo sì, stesso. sì. Ma ci vuole quel bel sano egoismo. Benissimo. No, Belle non signore. è vero, poi faremo qualcosa. Farete qualcosa, sicuramente. immaginiamo. Belle signore, vi auguro un buon Anche fine, a buon lei. inizio dell'anno Grazie, e altrettanto. buone Anche a cose. lei, Grazie. buon proseguimento. L'angolo della Puglia qui a Rimini. Ciao Francesco. Ciao, ciao, ciao. Senti, cosa proponi di squisito? Propongo le olive, Olive. prodotti pugliesi, le olive dolci di Bari. Ah, però quindi tu vieni direttamente da Io vengo Bari, direttamente da Noi Cattaro, Bari. quindi la roba è praticamente presa e portata Presa qui in e portata piazza. qua, esatto, Senti, ma esatto. qual è l'articolo che maggiormente ti chiedono quando l'oliva. sanno che sei della Puglia? Le olive. Le olive o taralli. O taralli. Questi qua. Sì, Perfetto, bene, quindi come si suol dire tutti quanti a tarallucce e vino. Anche qui a Tarallucci e Rimini. vino, tarallucci e vino. Va bene, Sì. grazie. Di niente, ciao. Abbiamo beccato questa signora che lavora qui nei mercatini, però adesso è in libera uscita. Sì, sono in libera uscita, faccio una passeggiatina e mi rilascio un attimo. Da quanti giorni è che siete qua? Abbiamo cominciato? Dal 15. Giovedì? Giovedì. No, venerdì. Venerdì. Bene, quindi starete qua fino a dopo 6 gennaio. 6 gennaio. Avete provveduto per il riscaldamento? Avete una stufetta sotto i No, piedi? niente, non parliamo di stufette perché... Non ho capito. Abbiamo il fisico. Avete il fisico? Si vede, due belle donne, complimenti. Grazie, Allora, grazie. quindi quest'estate, anzi quest'estate, insomma un po' in là, parliamo prima del Natale. Questo Natale sotto l'albero cosa volete trovare in particolare? Io vorrei trovare una bella isola calda, un mare caldo. Vedi che allora c'è sempre l'estate di C'è mezzo. sempre Quindi l'estate. Sotto Parliamo l'albero, proprio di caldo adesso. sotto l'albero c'è sempre l'estate. Sì, sempre l'estate. Il caldo. Va bene. Per chi vive il freddo il caldo è importante. Mi fa un saluto romagnolo? Sì, ciao, salute. Bene, siamo con Giulio. Ciao Giulio. Ciao. Allora, tu porti in giro un po' tutti i turisti o le persone di Rimini per il centro per fare visitare i mercatini e qualcheduno ti chiede anche delle cose particolari. Beh sì, specialmente adesso nel momento in cui c'è il presepe di sabbia al porto, tanti sono curiosi, vogliono sapere insomma come si fa ad arrivare. Noi infatti abbiamo proposto anche questo servizio e oltre a questo ci sono tantissime cose come monumenti o l'Arco d'Augusto per esempio, molto interessanti insomma da dire a chi non è della città e spesso ringraziano per questo. Bene, ti è capitato magari una turista che si è innamorata di te a quale a quel punto avresti voluto sganciare una parte del treno per scappare con lei? Beh ancora no, però speriamo che non mi senta la moglie anche perché mi tocca, se no. Va bene, grazie e buona giornata. A voi altrettanto. Alfa Bar, dal 1970 in Milano e Interland si occupa con la massima serietà e organizzazione della vendita e assistenza di attrezzature da bar come macchine da caffè, lavatazze, fabbricatori di ghiaccio e minuteria. Accabiate, Arte Italia Home, azienda specializzata in produzione artigianale di complementi d'arredo, sedie, tavoli, poltrone per la casa e il contact, classiche e contemporanee. Vieni a visitare la nostra fabbrica. A Cantù, di fronte al centro commerciale Mirabello, Autosalone dei Giovi, troverai le migliori vetture aziendali e usate di tutte le marche. Garanzia 24 mesi, finanziamenti, assistenza e permute. A Castelfranco Veneto, dal 1964, da 3 generazioni, panificio Boccanegra, produzione propria di prodotti da forno, pane, dolci di ricorrenza, con lievito naturale, anche grani antichi, panettoni artigianali e dolci natalizi. Tutti i giorni frutta fresca per voi da Buccia e Sbuccia, in via Piola Giussano. Arrivi giornalieri. A Natale, cesti natalizi per ogni richiesta.
Sexy Shop Donna di Cuori. Da 15 anni vi propone e consiglia prodotti, situazioni e idee sempre nuove per ravvivare il vostro lato più trasgressivo. Siamo in Piazza Europa Unita 2 a Castelfranco Veneto, nei pressi dei centri commerciali. Euroimpianti. Da oltre 20 anni, con alta professionalità, ci occupiamo di impianti termici e idraulici, pompe di calore, pannelli solari, sostituzione caldaie, lattoneria e coperture, con progettazione e posa di isolamenti termici. Ferramenta Bocchiola, riconosciuta e premiata quale bottega storica del Comune di Milano. Offre da quasi 100 anni prodotti e servizi di alta qualità con competenza e cordialità. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi. A Sant'Orso, Rose Impianti, con esperienza e professionalità, trattiamo sostituzione, assistenza, manutenzione caldaie, installazioni impianti termici e sanitari, trasformazione e manutenzione impianti. Visita il nostro sito. A Sant'Orso, Service Car, ascolta le tue esigenze per il tuo fuoristrada, assetti, turbine, potenziamento, paraurti omologato, tutto ciò che serve perché il tuo 4x4 non sia uguale agli altri. Tutti in piazza!